Buonasera a tutti ragazzi, cresce la paura per lo stato di stabilità del vulcano Stromboli. Purtroppo ancora fa paura, l'esperto ci dice che non sono escluse altre esplosioni o addirittura qualche tsunami, quindi lui ha pubblicato sul sito di Geofisica e Vulcanologia e ha scritto che l'attuale condizione è veramente diciamo seria, cioè può capitare da un momento all'altro che si possa essere preso in considerazione anche il rischio di tsunami, quindi diciamo che si sta mantenendo in stato di apparente instabilità con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali, ha detto l'esperto. Però non si escludono, ragazzi, esplosioni molto più forti, quindi che possono provocare anche dei tsunami che partono poi dal vulcano in effetti, quindi poi ci stanno piccole frane, quindi diciamo un casino un po' ci sta in effetti, quindi si può venire a creare, diciamo, che si stacchi un pezzo da un laterale e quindi vada in mare e si forma uno tsunami, oppure stesso la scossa forte sotto al, diciamo, al vulcano provochi uno tsunami, quindi a parte l'esplosione che può essere forte ci sta pure il rischio di allerta tsunami, quindi diciamo l'ha dichiarato, difatti lo potete trovare sull'INGV, cioè questo ha fatto proprio un discorso in effetti, quindi lui ha considerato tutti i fattori e ha fatto le sue, diciamo, la sua tesi in effetti, quindi dobbiamo, dice, monitorare questo vulcano. Abbiamo assistito anche ad alcune piccole colate laviche per trabocco sulla parte medio-alta della sciara di fuoco e a piccole frane, quindi lui dice che i rotolamenti di blocchi incandescenti fortunatamente finiscono in mare, quindi diciamo che la situazione non è delle migliori, quindi lui prende in considerazione che non sono da escludersi altre esplosioni violente perché lo Stromboli, come voi ben sapete, ha questa forza. Vedete, sta anche scritto qui vulcano con attività esplosiva, cioè non è un vulcano come l'Etna che scende la lava e finisce là, questo è esploso, cioè è come un petardo in effetti, questo se erutta è come una botta e quindi poi a chi facciamo come quella, a chi coglie coglie, cioè a chi colpisco che colpisco, poi è un casino, quindi sempre massima allerta almeno per il momento, quindi nulla rimane diciamo calmo, prosegue l'attività di monitoraggio di questo vulcano che insieme agli altri eventi che io ho già detto che erano attivi in tutto il mondo, questo sta insieme è il 21esimo in effetti, quindi anche questo qua sta nei 21 vulcani che sono in eruzione in tutto il mondo e questo qua fa parte di quelli là esplosivi, cioè che sono forti, che hanno questa potenza, a differenza di altri che sono meno potenti e hanno fanno tipo fiumi di lava, di magma, quindi danno il tempo di scappare in effetti. Invece questo qua no, questo esplode all'improvviso e succede patatrac come lo chiamo io. Quindi ragazzi, massima attenzione, come sempre vi terrò aggiornati sui terremoti, ragazzi, che sono stati fatti ad Avellino, Roma, non ci sono ancora notizie di nulla, quindi non ci sono state altre scosse, almeno per adesso, quindi per ora sembra che tutto vada normale, quindi speriamo bene. Ragazzi, ci sentiamo e buona serata a tutti.